Aleluia! Erga as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Nossas vozes uma vez mais e cantamos bem forte. Aleluia, um Deus todo poderoso. Vamos todos juntos comigo, vamos. Aleluia. Aleluia. Poderoso, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus. Bem forte cantemos, aleluia.
forza e il potere, aure eterno, immortale, invisibile, mare alto, a lui rivolgiamo lode. Incorogniamo te, ore Gesù, incorogniamo te, ore Gesù, adoriamo il tuo nome, ci arrendiamo ai tuoi piedi, consacriamo tutto il nostro cuore a te. Incoragniamo te, ore Gesù, incoragniamo te, ore Gesù, adoriamo il tuo nome, ci arrendiamo ai tuoi piedi, consacriamo tutto il nostro cuore a te. Consacriamo tutto il nostro cuore a te. Consacriamo tutto il nostro cuore a te. All'unico che è degno di ricevere l'onore, la gloria, la forza e il potere, aure eterno, immortale, invisibile, mare a lui rivolgiamo lode. All'unico che è degno di ricevere l'onore, la gloria, la forza e il potere, aure eterno, immortale, invisibile, mare a lui rivolgiamo lode. Incorogniamo te, ore Gesù, incorogniamo te, ore Gesù, adoriamo il tuo nome, ci arrendiamo ai tuoi piedi, consacriamo tutto il nostro cuore a te. All'unico che è degno di ricevere l'onore, la gloria, la forza e il potere, aure eterno, immortale, invisibile, mare a lui rivolgiamo lode. Incorogniamo te, ore Gesù, incorogniamo te, ore Gesù, adoriamo il tuo nome, ci arrendiamo ai tuoi piedi, consacriamo tutto il nostro cuore a te. Incorogniamo
adoriamo il tuo nome, ci arrendiamo ai tuoi piedi, consacriamo tutto il nostro cuore a te, consacriamo tutto il nostro cuore a te, consacriamo tutto il nostro cuore a te. Pace a tutti, io sono Milvia e vorrei condividere con voi questa poesia intitolata È troppo bello. È troppo bello, sia lode a Gesù, che un prezzo di sangue pagato ha per noi morte creature, serventi al peccato, ma ci ha riscattati e ci ha liberati. In Lui siamo rinati per vivere a Dio. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù, che a noi ha mostrato l'amore del Padre, che ci ha conosciuti e a noi si è svelato, noi vasi insipienti, ribelli al vasaio, eppure ci ama, eppure ci brama, eppure ci vuole riprendere a sé. È troppo bello che il Dio creatore su noi sia chinato e tutto ci ha dato, ci parla, ci ascolta, ci dona di sé, lo spirito suo che vuol vivere in noi. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù. È troppo bello che sempre risponde ad un cuore affranto che torna da Lui. È troppo bello che nulla rinfaccia, ma allarga le braccia e fa festa per noi. È troppo bello che sempre ci ascolta, che ci asciuga il pianto e guarisce e dà pace. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù, che presto ritorna con gli angeli suoi, così che saremo in eterno con Lui. Amen. Buongiorno a tutti, buongiorno con la pace del Signore Gesù, benvenuti alla preghiera del mattino, un programma mattinale della Shead Amit, Chiesa Evangelica Assemblea di Dio Arca Missionaria in Italia, e io sono il missionario Victor Lopes e sarò con voi stamattina per la grazia e bontà del nostro Signore. Che Dio benedica te, la tua casa, la tua famiglia. Voi che siete con noi già in diretta, ricevete il mio abbraccio, benvenuti, buongiorno, che il Signore vi benedica in nome di Gesù. E te che vedrai dopo, anche ricevi il mio abbraccio, che il Signore ti benedica in nome di Gesù. Se ancora non sei iscritto su questo canale, fa la tua iscrizione adesso, per favore, non costa nulla. Questo canale è un canale della Chiesa Evangelica Assemblea di Dio Arca Missionaria. Noi siamo una chiesa evangelica, cristiana, pentecostale, missionaria, e siamo qui ogni giorno annunciando Gesù Cristo, dicendo che Lui salva, guarisce, battezza con lo Spirito Santo e tornerà. È la nostra speranza. Amen. Quindi se tu ancora non sei iscritto, ti iscrivi, lascia tuo mi piace su questo video e condividi. Ti ricorda di qualcuno ora? Condividi questa diretta con questa persona e dici: senti, questa è la preghiera del mattino, partecipa. Se non sei iscritto, ti iscrivi, condividi, aiuta. Che Dio benedica a tutti che sono già iscritti
e te che si iscriverai oggi, va bene? Un abbraccio mio a tutti, nella pace del Signore. Gloria a Dio. Proseguiamo. La lettura biblica di oggi si trova in Levitico, capitolo 4, 5, 6 e 7. E finiremo leggendo Ebrei, capitolo 3. Ok? Allora, facciamo una preghiera ringraziando Dio per questa opportunità, per il privilegio che abbiamo di poter essere qui. Se hai una richiesta specifica, fatela. Potete mandare la richiesta anche su WhatsApp o anche sul sito della Chiesa www.sheadamit.org. Lì c'è un link di richiesta di preghiera. Tu puoi mandare la tua richiesta di preghiera e arriverà direttamente a noi e saremo in intercessione per la tua causa, perché la tua causa è la nostra causa. Amen? La Bibbia dice piangere con chi piange e sorridere con chi sorride. Amen? Siamo tutti un solo corpo, perché abbiamo un solo Dio, un medesimo Spirito e un solo Salvatore, Gesù Cristo, nostro Signore. Padre, in nome di Gesù, vorrei ringraziarti per questa mattina, per il privilegio che abbiamo di poter essere qui, oggi l'ultimo giorno della settimana, il 17 settembre, il 17 febbraio 2023, venerdì. Stiamo finendo la settimana di preghiera, da lunedì siamo qui per la tua grazia. Signore, so che tanti hanno iniziato la settimana con dubbi, con difficoltà, ma so che stiamo finendo la settimana in pace, tranquilli, perché tu ci hai parlato e quando tu ci parli tutto si calma. Quando tu ci parli diventa bonanza, come in quello lago di Genesaret. Signore, grazie, perché tu parli al vento e il vento ti obbedisce. Tu parli al mare, alle onde e loro ti obbediscono. Signore, la tua parola dice che tu alzi la tua voce e la terra si scioglie. Oh, per lo splendore della tua presenza. Fiamma di fuochi si accendono. Grazie Gesù, perché tu sei onnipotente. E ieri abbiamo letto che chi dimora nelle alture, fra le alture, nel riparo dell'Altissimo, riposerà all'ombra dell'Onnipotente. Signore, tutti i giorni Satana bussa alla nostra porta, la porta del nostro cuore, per farci tradire te, per allontanarci da te, aprire la porta per ricevere altri dei. Ma questa mattina vogliamo svuotare il nostro cuore, la nostra vita di ogni idolo che non sia te, Signore. Di ogni cosa e di ogni persona che hanno preso il posto di idolo nella nostra vita, che magari noi non percepiamo, che magari noi non ci rendiamo conto, ma ha già un altare dentro di noi. Vogliamo disfare questo altare oggi, Signore. Non vogliamo avere due pensieri, non vogliamo camminare su due sentieri, no. Oh Gesù,
Vogliamo soltanto te, crederemo soltanto in te, adoreremo soltanto te, ameremo solo te. Oh Signore, oggi vogliamo buttare per terra ogni cosa che non viene da te, che stia occupando uno spazio nella nostra vita. Oh Gesù, abbia misericordia, pietà di noi. Oh Gesù, guardaci. Abbiamo bisogno del tuo sguardo, del tuo amore, della tua compassione, della tua misericordia. Entra in azione stamattina e guarisce le ferite dei nostri cuori, delle nostre anime. Guarisce la mente. Distruggi, Signore, ogni ragionamento che non viene da te. In nome di Gesù, Signore. In nome di Gesù ti prego che la nostra vita sia come il tabernacolo. Che la nostra vita sia, Signore, un altare di adorazione, di profumo soave a te. La fiamma, Signore, dello Spirito Santo riaccendi nella vita di chi ha perso, di quello che sta, Signore, senza direzione, di quello che sta, Signore, senza una guida, senza sapere cosa fare, domani come sarà. Gesù, alzati oggi del tuo trono per noi e metti per terra il cavallo, il suo cavaliero, metti per terra l'oppressore. In nome di Gesù, Padre, ci rivesti di tutta l'armatura, l'elmo della salvezza, la corazza della giustizia, la cintura, le scarpe, lo scudo, la spada. Signore, ci rivesti di tutta l'armatura di Dio. Spirito Santo, occupa tutto il spazio nella nostra vita, ci riempi, Spirito Santo, perché non siamo persone di doppio pensiero, che non siamo persone di due parole, Signore, che non rimaniamo persi, ma ci dà una direzione. Guidaci come tu guida le acque, Signore, e scendono e arrivano al mare, hanno una direzione. Oh Signore, tu sei grande. Tu sei grande, Gesù, per entrare oggi in questa camera chiusa. Tu sei grande per entrare oggi in questo cuore duro, in questa mente danneggiata dai pensieri del nemico, del mondo. In nome di Gesù, agisce, Signore. In nome di Gesù, muovi lo spirituale, rinforza la fede di chi sta essendo provato, rinforzalo, Signore, perché resista, perché rimanga saldo, perché non rinneghi il tuo nome nella prova. Avendo poca forza, avete custodito la mia parola e non avete rinnegato il mio nome. Signore, Alai Koba Sheibia Fori Ganaya Subria,
Signore, è possibile, Signore. È possibile dare gloria a te. È possibile, sì. Oh Gesù, vince, Signore, per noi. Ci aiuta a vincere le nostre battaglie. Come la parola di ieri, Signore, fortifica le nostre mani per la battaglia. Adarai mio cobra sceibia se. Andai o Suria, la muntre foriga, Gesù. Ti presento ogni base missionaria. Ti presento i nostri missionari, operai, volontari, membri, cooperatori, amici, intercessori, quelli che vedono da lontano ma pregano, contribuiscono. Signore, fai il tuo miracolo, Signore. Dove andremo noi? Che strada seguiremo se non la tua? Io dirò come Giosuè, io non so voi cosa pensate, cosa decidete, ma io e la mia casa serviremo al Signore. Oh, ramantui e plevia subria nivia. Signore, ravviva, risveglia questa famiglia oggi. Risveglia questa casa, questo uomo, questa donna, questi adolescenti, questo giovani, questa giovane. Risveglia questa coppia. Risveglia, Spirito Santo, soffia tuo vento, Spirito Santo. Canti, Adebia, Suria, Nivia, canti, Alaibia, Sere, Medio fa, canti. Signore, grande sei tu, grande sei tu. Opera, Signore, il tuo volere, il tuo effettuare. Opera, Gesù, stamattina, dove noi non possiamo arrivare, ciò che noi non possiamo parlare. Parla, Signore, al grande. Parla a quello che sta lontano, entra nelle cause, firma oggi quel documento, dà il diritto, lega ma subria, naia stebia fascia, Gesù, fa fermare la guerra fra le coppie, fra i figli genitori. Signore, come Giacobbe ha visto un accampamento di Dio lì in Betel, tu sei qui accampato fra di noi. Entri a splevia sobre foriga. Tu sei qui accampato in mezzo a noi. Ecco, louva sia l'Antiosia. Signore, tu sei grande. Tu sei grande, ferma questa infermità adesso. In nome di Gesù, ferma questa infermità. Manda via adesso, in nome di Gesù, questa depressione, Signore. Questa tristezza che c'è nel cuore del mio fratello, della mia sorella, soffia oggi come cenere che vanno via. Grande sei tu,
rinforza la nostra fede, Signore. Quest'anno è un anno di frutto. Tu ci hai detto, io credo, Signore, che tu darai frutto per la manutenzione della tua opera. Sì, tu darai frutto per gioia, per portare gioia al nostro cuore. Gloria a Dio. Grande sei tu, Signore. Ti prego, ó Gesù, sia con noi, sia con la nostra famiglia, sia con la nostra Chiesa. Ti presento il nostro pastore Roberto, missionario Iraci, la Chiesa in Brasile, la Chiesa a Firenze, a Pomaranche, a Verona, tutto il campo missionario in Italia. Signore, fa fiorire e fruttificare. Vedi la scuola, il vivaio, che inizierà il 25 febbraio. Mancano pochi giorni, Signore. Stiamo dando un passo di fede e tu sei con noi. Gloria, tu sei con noi. Benedice gli alunni, benedice, Signore, i professori. Questa scuola sarà, Signore, una fonte di formazione, di preparazione per questi ragazzi. Tuo Spirito sia la guida, che tua grazia ci riempia ogni giorno e che la tua parola che sarà insegnata ci completi, ci moldi, ci dia modello, ci trasformi in nome di Gesù. Oh Gesù, ti prego, sia con noi. Benedici la missionaria Denisa Marco, l'evangelizzazione domani a Pomaranche, la distribuzione degli alimenti qua a Firenze. Signore, ti prego, Padre, per il culto di domenica, tanto a Firenze come a Pomaranche, come a Legnago di Verona. Vorrei chiederti per i fratelli di Verona, per Salvatore, Rossana, Pinuscia e tutti che sono lì, Assio, Vicenza, Lorena, Signore, suo marito, Stefano, suo figlio, in nome di Gesù, Signore. Opera, salva Giovanni, quello uomo che viene lì, Signore, che lui possa aprire il suo cuore e comprendere la profondità della tua parola, che lui possa avere sete di scoprirti, di sapere chi sei, ti presenti a lui, Signore. Ti prego, oh Gesù, per tutta la base a Firenze, gli operai, i giovani, i dipartimenti della Chiesa, per stasera il culto delle donne di fede, continua operando, Gesù. Ti prego per la base a Pomaranche, continua, Signore, benedicendo tutti gli abitanti di quello paesino, dei paesini vicini. Glorifica il tuo nome, Signore, lì. Fa crescere la tua opera, quella costruzione, apri la porta, Signore, ci sorprendi, manda, Signore, perché tu sei grande per fare. In nome di Gesù, Padre, ti prego che tu possa, Signore, rinforzare i nostri missionari lì, che tu possa proteggerli dal male, che tu possa benedire tutte le famiglie di quella città. Signore, benedice la famiglia della missionaria Carminha, di Marisa, Signore, per fede della missionaria Marisa, per la famiglia di Bruno, Signore, in nome di Gesù, per la famiglia di Loretta, Signore, ti prego per tutti che sono lì, in nome di Gesù, Signore, continua con noi, in nome di Gesù, Padre, amen e amen, gloria a Dio. Leggiamo la nostra lettura biblica di oggi. Che benedizione poter essere qui con voi. Che Dio benedica a tutti che sono già in diretta. Capitolo 4 di Levitico. Il Signore disse ancora a Mosè: parla ai figli di Israele e di loro: quando qualcuno avrà peccato per errore e avrà fatto qualcuna delle cose che il Signore ha vietato di fare,
Se colui che ha peccato è il sacerdote che ha ricevuto l'unzione e in tal modo ha reso colpevole il popolo, egli offrirà al Signore per il peccato commesso un toro senza difetto come sacrificio espiatorio. Condurrà il toro all'ingresso della tenda di convegno davanti al Signore, poserà la mano sulla testa e lo sgozzerà davanti al Signore. Poi il sacerdote che ha ricevuto l'unzione prenderà del sangue del toro, lo porterà dentro la tenda di convegno, intingerà il dito nel sangue e aspergerà quel sangue 7 volte davanti al Signore di fronte alla cortina del santuario. Il sacerdote quindi metterà di quel sangue sui corni dell'altare dell'incenso aromatico, altare che è davanti al Signore, nella tenda di convegno, e spargerà tutto il sangue del toro ai piedi dell'altare degli olocausti che è all'ingresso della tenda di convegno. Toglierà dal toro del sacrificio per il peccato tutto il grasso che copre l'interiore e vi aderisce, i 2 rognoni e il grasso che c'è sopra e che copre i fianchi, la rete del fegato staccarsi insieme ai rognoni, nello stesso modo in cui queste parti si tolgono dai bovini del sacrificio di riconoscenza. Il sacerdote le farà bruciare sull'altare degli olocausti, ma la pelle del toro e tutta la sua carne, con la testa, le gambe e le interiora e gli escrementi, cioè tutto il resto del toro, lo porterà fuori dell'accampamento, in un luogo puro, dove si gettano le ceneri, e lo brucerà con il fuoco, su della legna sopra il mucchio delle ceneri. Se tutta la comunità di Israele ha peccato per errore, senza accorgersene, e ha fatto qualcuna delle cose che il Signore ha vietato di fare, rendendosi così colpevoli, quando il peccato che ha commesso viene conosciuto, la comunità offrirà come sacrificio espiatorio un toro che condurrà davanti alla tenda di convegno. Gli anziani della comunità poseranno le mani sulla testa del toro davanti al Signore, e il toro sarà sgozzato davanti al Signore. Poi il sacerdote che ha ricevuto l'unzione porterà del sangue del toro dentro la tenda di convegno. Il sacerdote intingerà il dito nel sangue e farà 7 aspersioni davanti al Signore, di fronte alla cortina. Metterà di quel sangue sui corni dell'altare che è davanti al Signore, nella tenda di convegno. Spargerà tutto il sangue ai piedi dell'altare dell'olocausto, che è all'ingresso della tenda di convegno. Toglierà dal toro tutto il grasso e lo brucerà sull'altare. Farà con questo toro come ha fatto con il toro offerto quale sacrificio espiatorio. Così il sacerdote farà l'espiazione per la comunità e le sarà perdonato. Poi porterà tutto il resto del toro fuori del campo e lo brucerà come ha bruciato il toro precedente. Questo è il sacrificio espiatorio per l'assemblea. Se uno dei capi ha peccato facendo per errore qualcosa che il Signore suo Dio ha vietato di fare e si è così reso colpevole, quando gli sarà fatto conoscere il peccato che ha commesso, condurrà come sua offerta un capro, un maschio fra le capre, senza difetto. Poserà la mano sulla testa del capro e lo sgozzerà nel luogo dove si sgozzano gli olocausti, davanti al Signore. È un sacrificio espiatorio. Poi il sacerdote prenderà con il suo dito del sangue del sacrificio espiatorio, lo metterà sui corni dell'altare degli olocausti e spargerà il sangue del capro ai piedi dell'altare dell'olocausto. Farà poi fumare tutto il grasso del capro sull'altare,
come ha fatto con il grasso del sacrificio di riconoscenza. Così il sacerdote farà l'espiazione per il suo peccato e gli sarà perdonato. Se qualcuno del popolo pecca per errore e fa qualcosa che il Signore ha vietato di fare, rendendosi colpevole, quando gli sarà fatto conoscere il peccato che l'ha commesso, condurrà come sua offerta una capra, una femmina senza difetto per il peccato che ha commesso. Poserà la mano sulla testa della vittima e la sgozzerà nel luogo dove si sgozzano gli olocausti. Poi il sacerdote prenderà con il suo dito del sangue della capra, lo metterà sui corni dell'altare dell'olocausto e spargerà tutto il sangue della capra ai piedi dell'altare. Il sacerdote toglierà tutto il grasso della capra, come si toglie il grasso dal sacrificio di riconoscenza, e lo farà bruciare sull'altare come un profumo suave per il Signore. Così il sacerdote farà l'espiazione per quel tale e gli sarà perdonato. Se questi invece porterà un agnello come suo sacrificio espiatorio, dovrà portare una femmina senza difetto. Poserà la mano sulla testa dell'agnello e lo sgozzerà come sacrificio espiatorio nel luogo dove si sgozzano gli olocausti. Poi il sacerdote prenderà con il suo dito del sangue del sacrificio espiatorio e lo metterà sui corni dell'altare dell'olocausto e spargerà tutto il sangue della vittima ai piedi dell'altare. Toglierà dalla vittima tutto il grasso, come si toglie il grasso dall'agnello del sacrificio di riconoscenza, e il sacerdote lo farà bruciare sull'altare sopra i sacrifici consumati dal fuoco per il Signore. Così il sacerdote farà per quel tale l'espiazione del peccato che ha commesso e gli sarà perdonato. Capitolo 5. Una persona pecca se, udite le parole di giuramento, quale testimone non dichiara ciò che ha visto o ciò che sa. Porterà la propria colpa. Quando uno, anche senza saperlo, avrà toccato qualcosa di impuro, come il cadavere di una bestia selvatica impura, di un animale domestico impuro o di un rettile impuro, rimarrà egli stesso impuro e colpevole. Quando uno, anche senza saperlo, avrà toccato un'impurità umana, qualunque di quelle impurità che rendono l'uomo impuro, appena viene a saperlo, diventa colpevole. Quando uno giura con le labbra, parlando senza riflettere, di fare qualcosa di male o di bene, proferendo con leggerezza uno di quei giuramenti che gli uomini sono soliti pronunciare, quando viene a saperlo, è colpevole delle sue azioni. Quando uno dunque si sarà reso colpevole di una di queste cose, confesserà il peccato che ha commesso, porterà al Signore il sacrificio per la colpa, per il peccato che ha commesso, porterà una femmina del gregge, una pecora o una capra, come sacrificio espiatorio, e il sacerdote farà per lui l'espiazione del suo peccato. Se non ha mezzi per procurarsi una pecora, porterà al Signore come sacrificio per la colpa, per il peccato che ha commesso, 2 tortori o 2 giovani piccioni, uno come sacrificio espiatorio, l'altro come olocausto. Li porterà al sacerdote, il quale offrirà prima il sacrificio espiatorio, tagliandogli la testa vicino alla nuca, ma senza staccarla del tutto. Poi spargerà del sangue del sacrificio espiatorio sopra uno dei lati dell'altare, e il resto del sangue sarà fatto colare ai piedi dell'altare. Questo è un sacrificio espiatorio. Dell'altro uccello farà un olocausto, secondo le norme stabilite. Così il sacerdote farà per quel tale l'espiazione del peccato che ha commesso e gli sarà perdonato.
Ma se non ha mezzi per procurarsi 2 tortori o 2 giovani piccioni, porterà come sua offerta per il peccato che ha commesso la 10ª parte di un efa di fior di farina, come sacrificio espiatorio, senza mettervi sopra né olio né incenso, perché è un sacrificio espiatorio. Porterà la farina al sacerdote. Il sacerdote ne prenderà una manciata piena come ricordo e la farà fumare sull'altare sopra i sacrifici consumati dal fuoco per il Signore. È un sacrificio espiatorio. Così il sacerdote farà per quel tale l'espiazione del peccato, che quello ha commesso in uno di quei casi, e gli sarà perdonato. Il resto della farina sarà per i sacerdoti, come si fa nell'oblazione. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse: quando qualcuno commetterà un'infedeltà e peccherà involontariamente riguardo a ciò che deve essere consacrato al Signore, porterà al Signore come sacrificio per la colpa un montone senza difetto, preso dal gregge, in base alla tua valutazione in sicli d'argento, secondo il ciclo del santuario, come sacrificio per la colpa. Risarcirà il danno fatto al santuario, aggiungendovi un quinto in più, e lo darà al sacerdote. Il sacerdote farà per lui l'espiazione con il montone offerto come sacrificio per la colpa e gli farà perdonato. Quando uno peccherà facendo senza saperlo qualcuna delle cose che il Signore ha vietato di fare, sarà colpevole e porterà la pena della sua iniquità. Presenterà al sacerdote come sacrificio per la colpa un montone senza difetto, scelto dal gregge in base alla tua valutazione. Il sacerdote farà per lui l'espiazione dell'errore commesso per ignoranza e gli sarà perdonato. Questo è un sacrificio per la colpa. Quel tale si è realmente reso colpevole verso il Signore. Il Signore parlò a Mosè e disse: quando uno peccherà e commetterà un'infedeltà verso il Signore, negando al suo prossimo un deposito da lui ricevuto, o un pegno messo nelle sue mani, o una cosa che ha rubato o storto con frode al prossimo, o una cosa smarrita che ha trovata, e mettendo a questo proposito e giurando il falso circa una delle cose nelle quali l'uomo può peccare, quando avrà così peccato e si sarà reso colpevole, restituirà la cosa rubata o storta con frode, o il deposito che gli era stato affidato, o l'oggetto smarrito che ha trovato, o qualunque cosa circa la quale abbia giurato il falso. Farà la restituzione per intero e vi aggiungerà un quinto in più, consegnando ciò al proprietario il giorno stesso in cui offrirà il suo sacrificio per la colpa. Porterà al sacerdote il suo sacrificio per la colpa offerto al Signore, un montone senza difetto, scelto dal gregge in base alla tua valutazione, come sacrificio per la colpa. Il sacerdote farà l'espiazione per lui davanti al Signore e gli sarà perdonato qualunque sia la cosa di cui si è reso colpevole. Mi fermo un attimo per leggere dopo il capitolo 6. Ricordate di Zaccheo? Quando Gesù entra a casa di Zaccheo e Zaccheo confessa i suoi peccati, ossia lui si è reso colpevole. È molto importante che non solo ci sia l'accusa, perché come la parola dice, se siete corretti per il Signore, no? In Prima Corinzi capitolo 11, quando Paolo dice lo discorso della Santa Cena, lui parla di questa situazione. Dice:
capitolo 11 dice: versetto 31, ora se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore per non essere condannati col mondo. Quindi il giusto sarebbe che noi facessimo una autoanalisi subito, no? Esaminassimo noi stessi e non fossimo giudicati dagli altri, perché quella analisi che facciamo, autoanalisi, è già un giudizio nostro a noi stessi, però a volte noi non ci rendiamo conto, come dice qui la parola. Interessante è che quando Gesù entra a casa di Zaccheo, Gesù non accusa Zaccheo, non parla: oh Zaccheo, questi sono i tuoi peccati, i tuoi errori. No, Zaccheo dice: Signore, se io ho defraudato o rubato qualcuno, restituirò. E lui parla basato a questa legge. Questa restituzione che lui stava dicendo è basata a questa legge. È giustamente l'offerta di espiazione. E per questo Gesù, dopo che lui ha confessato e ha dichiarato che dovrebbe restituire il valore, e oltre quello in più, come dice così la legge, Gesù ha detto: ecco, oggi in questa casa è entrata la salvezza. Ossia, lui ha creduto, ma anche ha confessato e ha dimostrato. Questa offerta di espiazione è la dimostrazione. Gloria a Gesù. E Gesù ha detto: in questa casa è entrata oggi la salvezza. Espiazione è giustamente questo, perché non siamo condannati con il mondo, perché esiste una condanna. Lo stipendio del peccato è la morte. Quindi, per non avere questa condanna, Dio ha dato questo modello, questo sacrificio, Gesù Cristo nostro Signore, per perdonare i nostri peccati. Quindi è molto interessante la parola di Dio. Immaginate. Leggiamo capitolo 6. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse: da quest'ordine ad Aarone e ai suoi figli, e di loro: questa è la legge dell'olocausto. L'olocausto rimarrà sulla legna accesa sopra l'altare tutta la notte fino al mattino, e il fuoco dell'altare sarà tenuto acceso. Il sacerdote indosserà la sua tunica di lino e si metterà delle mutande di lino a contatto con la pelle. Toglierà la cenere dell'olocausto consumato dal fuoco sull'altare e la metterà accanto all'altare. Poi si spoglierà delle vesti e ne indosserà delle altre e porterà la cenere fuori dal campo e in un luogo puro. Il fuoco sarà mantenuto acceso sull'altare e non si lascerà spegnere. Il sacerdote vi brucerà della legna ogni mattina. Vi disporrà. Versetto 5 dice: il fuoco sarà mantenuto acceso sull'altare e non si lascerà spegnere. Il sacerdote vi brucerà della legna ogni mattina, vi disporrà sopra l'olocausto e sopra vi brucerà il grasso dei sacrifici di riconoscenza. Il fuoco deve essere mantenuto sempre acceso sull'altare e non si lascerà spegnere. Questa è la legge dell'oblazione. I figli di Aarone la offriranno davanti al Signore, di fronte all'altare. Si prenderà una manciata di fior di farina con il suo olio e tutto l'incenso che è sull'oblazione, e si farà bruciare ogni cosa sull'altare, come sacrificio di profumo suave,
come un ricordo per il Signore. Aarone e i suoi figli mangeranno quello che rimarrà dell'oblazione. Lo si mangerà asimo in luogo santo, lo mangeranno nel cortile della tenda di convegno. Non lo si cuocerà con lievito, e la parte che ho data loro dei sacrifici per me, consumati dal fuoco. È cosa santissima come il sacrificio espiatorio e come il sacrificio per la colpa. Ogni maschio tra i figli di Aarone ne potrà mangiare, e la parte dei sacrifici consumati dal fuoco per il Signore, assegnata a voi per sempre, di generazione in generazione. Chiunque toccherà quelle cose sarà santificato. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse: questa è l'offerta che Aarone e i suoi figli faranno al Signore. Il giorno che riceveranno l'unzione, 1/10 di efa di fior di farina. Sarà l'oblazione quotidiana, metà la mattina e metà la sera. Essa sarà preparata con olio sulla piastra. La porterai quando sarà cotta. La offrirai come offerta divisa in pezzi, di profumo suave per il Signore. Il sacerdote che tra i figli di Aarone sarà unto per succedergli farà anche lui questa offerta, e la parte assegnata per sempre al Signore sarà fatta bruciare per intero. Ogni oblazione del sacerdote sarà fatta bruciare per intero, non sarà mangiata. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse: parla ad Aarone e ai suoi figli di loro: questa è la legge del sacrificio espiatorio. Nel luogo dove si sgozza l'olocausto sarà sgozzata davanti al Signore la vittima espiatoria. È cosa santissima. Il sacerdote che la offrirà per il peccato la mangerà. Dovrà essere mangiata in luogo santo nel cortile della tenda di convegno. Ogni cosa che toccherà la carne sarà santificata. Se il suo sangue schizza sopra una veste, laverà in luogo santo quel lembo su cui è schizzato il sangue. Ma il vaso di terra che sarà servito a cuocerla sarà spezzato. Se è stata cotta in un vaso di bronzo, lo si strofini bene e lo si sciacqui con acqua. Soltanto i maschi delle famiglie dei sacerdoti ne potranno mangiare. È cosa santissima. Non mangerete nessuna vittima espiatoria il cui sangue viene portato nella tenda di convegno per fare l'espiazione nel santuario. Essa sarà bruciata. Capitolo 7. Questa è la legge del sacrificio per la colpa. È cosa santissima. Nel luogo dove si sgozza l'olocausto, si sgozzerà la vittima del sacrificio per la colpa, e si ne spargerà il sangue sull'altare da ogni lato. Si offrirà tutto il grasso, la coda, il grasso che copre l'interiore, i 2 rognoni, il grasso che c'è sopra e che copre i fianchi, e la rete del fegato che si staccherà vicino ai rognoni. Il sacerdote farà bruciare tutto questo sull'altare, e come un sacrificio consumato dal fuoco per il Signore. Questo è un sacrificio per la colpa. Soltanto i maschi delle famiglie dei sacerdoti ne potranno mangiare. Lo si mangerà in luogo santo. È cosa santissima. Il sacrificio per la colpa è come il sacrificio espiatorio. La stessa legge vale per entrambi. La vittima sarà del sacerdote che farà l'espiazione. Il sacerdote che offrirà l'olocausto per qualcuno avrà per sé la pelle della vittima che avrà offerta. Così pure ogni oblazione cotta nel forno o preparata in padella o sulla piastra sarà del sacerdote che l'ha offerta. Ogni oblazione impastata con olio o asciutta sarà per tutti i figli di Aarone, per l'uno come per l'altro. Questa è la legge del sacrificio di riconoscenza che si offrirà al Signore.
Se qualcuno lo offre come ringraziamento, offrirà il sacrificio di ringraziamento con l'aggiunta di focacce asime intrise con olio, gallette senza lievito unte con olio e fior di farina cotto in forma di focacce intrise d'olio. Oltre alle focacce potrà offrire pane lievitato in occasione del suo sacrificio di ringraziamento e di riconoscenza. Di ognuna di queste offerte si presenterà una parte come oblazione elevata al Signore. Essa sarà del sacerdote che ha fatto l'aspersione del sangue del sacrificio di riconoscenza. La carne del sacrificio di ringraziamento e di riconoscenza sarà mangiata il giorno stesso in cui esso è offerto. Non se ne lascerà nulla fino alla mattina. Ma se il sacrificio che uno offre è votivo o volontario, la vittima sarà mangiata il giorno che egli la offrirà, e quel che ne rimane dovrà essere mangiato l'indomani. Ma quello che sarà rimasto della carne del sacrificio fino al terzo giorno dovrà essere bruciato. Se uno mangia della carne del suo sacrificio di riconoscenza il terzo giorno, colui che l'ha offerto non sarà gradito. Dell'offerta non gli sarà tenuto conto. Quella carne è immonda e colui che ne avrà mangiato porterà la pena della sua iniquità. La carne che sarà stata a contatto con qualcosa di impuro non sarà mangiata, sarà bruciata. Quanto alla carne che si mangia, chiunque è puro se potrà mangiare, ma la persona che impura mangerà della carne del sacrificio di riconoscenza che appartiene al Signore, sarà tolta via dalla sua gente. Se uno toccherà qualcosa di impuro, un'impurità umana, un animale impuro o qualsiasi cosa abominevole, immonda, e mangerà della carne del sacrificio di riconoscenza che appartiene al Signore, sarà tolto dalla sua gente. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse: parla ai figli di Israele e di loro: non mangerete nessun grasso, né di bue, né di pecora, né di capra, il grasso di una bestia morta da sé o il grasso di una bestia sbranata potrà servire per qualsiasi altro uso, ma non ne mangerete affatto, perché chiunque mangerà del grasso degli animali che si offrono in sacrificio consumato dal fuoco per il Signore sarà tolto via dalla sua gente. Non mangerete neppure del sangue, né di uccelli, né di quadrupedi. Dovunque abiterete, chiunque mangerà sangue di qualsiasi specie sarà eliminato dalla sua gente. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse: parla ai figli di Israele e di loro: colui che offrirà al Signore il suo sacrificio di riconoscenza porterà la sua offerta al Signore, prelevandola dal suo sacrificio di riconoscenza. Porterà con le proprie mani ciò che deve essere offerto al Signore mediante il fuoco. Porterà il grasso insieme col il petto per agitarlo come offerta agitata davanti al Signore. Il sacerdote farà bruciare il grasso sull'altare, ma il petto sarà di Aarone e dei suoi figli. Darete pure al sacerdote come offerta elevata la coscia destra dei vostri sacrifici di riconoscenza. Chiunque tra i figli di Aarone offrirà il sangue e il grasso dei sacrifici di riconoscenza avrà come sua parte la coscia destra. Infatti, dai sacrifici di riconoscenza offerti dai figli di Israele, io prendo il petto dell'offerta agitata e la coscia dell'offerta elevata e li do al sacerdote Aarone e ai suoi figli per legge perenne, che sarà osservata dai figli di Israele. Questa è la parte spettante ad Aarone e ai suoi figli,
dei sacrifici consumati dal fuoco per il Signore, dal giorno in cui saranno presentati per esercitare il sacerdozio del Signore. Il Signore ha ordinato ai figli di Israele di dar loro questo dal giorno della loro unzione. È una parte che è loro dovuta per sempre, di generazione in generazione. Questa è la legge dell'olocausto, dell'oblazione, del sacrificio espiatorio, del sacrificio per il peccato, della consacrazione e del sacrificio di riconoscenza. Legge che il Signore diede a Mosè sul monte Sinai, il giorno che ordinò ai figli di Israele di presentare le loro offerte al Signore nel deserto del Sinai. Il fuoco deve essere costante sull'altare. Perché? Perché senza fuoco non esiste la consumazione. Il fuoco consuma e quindi la consumazione del sacrificio, sia per ringraziamento, sia per espiazione, sia l'oblazione, non importa quale sia il sacrificio, non esisterà sacrificio se non c'è fuoco, sarà in vano. Infatti, quando Abramo ha offerto sull'altare di Dio, lui è rimasto lì finché il fuoco scendesse e consumasse tutto l'olocausto, tutto il sacrificio che era sull'altare. Il fuoco non può essere spento, perché la Bibbia dice che se tu hai qualcosa contro il tuo fratello, lascia la tua offerta, vai a riconciliarsi con lui, dopo torna, prendi la tua offerta e offri al Signore. Vai all'altare di Dio. Perché è impossibile avere fuoco sull'altare di Dio quando l'offerente non riconosce. Il processo è la riconoscenza. E quando noi riconosciamo, abbiamo voglia di offrire, abbiamo voglia di andare all'altare di Dio, quando siamo riconoscenti. Amen? Questo fuoco non può essere spento. È lo Spirito Santo, tramite la parola di Dio, che è questo fuoco che è sempre acceso in noi, dicendo: guarda, questo non va bene. Ciò che tu hai detto non va bene, chiedi scusa. Questo che tu hai fatto non va bene. Interessante è che nel testo loro offrivano sacrifici per atti, parole e pensieri. Perché l'uomo è sempre lo stesso. Noi pecchiamo con parole, pensieri e atti. Capitolo 3 di Ebrei, agli Ebrei. Capitolo 3. Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù, l'apostolo e sommo sacerdote della fede che professiamo, il quale è fedele a colui che lo ha costituito, come anche lo fu Mosè, in tutta la casa di Dio. Gesù, anzi, è stato ritenuto degno di una gloria tanto più grande di quella di Mosè, quanto chi costruisce una casa ha maggior onore della casa stessa. Certo, ogni casa è costruita da qualcuno, ma chi ha costruito tutte le cose è Dio. Mosè fu fedele in tutta la casa di Dio come servitore, per rendere testimonianza di ciò che doveva essere annunciato. Ma Cristo lo è come figlio sopra la sua casa.
e la sua casa siamo noi se manteniamo ferma la nostra franchezza e la speranza di cui ci vantiamo. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, pur avendo visto le mie opere per 40 anni. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi: sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente, ma esortatevi a vicenda ogni giorno, finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Infatti siamo divenuti partecipi di Cristo, a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevano da principio. Mentre ci viene detto: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nel giorno della ribellione. Infatti, chi furono quelli che dopo averlo udito si ribellarono? Non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto sotto la guida di Mosè? Chi furono quelli di cui Dio si disgustò per 40 anni? Non furono quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? A chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo se non a quelli che furono disobbedienti? Infatti, vediamo che non vi poterono entrare a causa della loro incredulità. Senza fede è impossibile piacergli. Gloria a Dio. Che possiamo custodire questa parola nel nostro cuore. Tutto che Dio ha detto a Mosè lì nel deserto, loro dovevano obbedire per fede, ma era visibile l'azione di Dio, era visibile il modo di Dio, come Dio lavorava. Che possiamo, fratelli, avere il cuore come di un bambino. La mia preghiera è questa: dammi un cuore, Signore, come di un bambino, puro, Signore. Che Dio vi benedica e vi auguro una buona giornata in nome di Gesù. Non vai via senza lasciare il tuo mi piace, like. E se non sei ancora iscritto, ti iscrivi e pigia sul campanello delle notifiche. Un abbraccio grande, che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo siano con tutti noi, oggi e per sempre. Amen. Buona giornata, che Dio vi benedica. Gloria a Gesù. Questo nuovo giorno ti ringrazio, mio Re, per le cose belle che sempre fai per me. Grazie per il sole ed il cielo grande blu e per gli uccellini che cantano lassù. Grazie per la vita e il respiro che mi dai e per la tua presenza che mai mi lascerà, per la
tua pazienza e la tua bontà, la tua misericordia e benignità, per la morte di tuo figlio che pensò a me in quella rude croce, si donò per te. Grande è il tuo amore per me, grandi le cose che hai per me, grande è la grazia che mi fa ogni giorno avanzare, nonostante i peccati miei. Grande è il tuo amore per me, grandi le cose che hai per me, grande è la grazia che mi fa ogni giorno avanzare, nonostante i peccati miei. Grande è la tua grazia per me. Aleluia! Erga as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos.